Il rapimento di Mario Sossi è il primo atto di quella che Sergio Zavoli, grande giornalista Rai, avrebbe definito la notte della Repubblica. Sossi, magistrato in Genova, viene rapito dalle Brigate Rosse, gruppo eversivo di estrema sinistra, e viene recluso in una di quelle che si chiamarono prigioni del popolo. A rapirlo furono due dei capi delle Brigate Rosse dell'epoca, Alberto Franceschini con l'ausilio di Piero Bertolazzi e Mara Cagol, che era Margherita, detta Mara Cagol, che era la moglie di Renato Curcio e che poi sarebbe stata uccisa poco dopo in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Sossi fu tenuto prigioniero, intrattenne, instaurò dei rapporti anche, tra virgolette, amichevoli con lo stesso Franceschini, il quale ebbe a parlarne bene del Sossi, e poi fu liberato, nonostante le Brigate Rosse avessero richiesto, in cambio di questa liberazione, la liberazione di un certo numero di compagni terroristi delle Brigate Rosse stesse. Venne liberato e tornò a casa da solo, ci fu questo suo ritorno a casa dalla moglie così in incognita, e quel processo popolare all'interno di una prigione delle Brigate Rosse resta celebre per la foto che le BR scattarono a Mario Sossi con un drappo con la stella a 5 punte alle spalle, che sarebbe poi diventato purtroppo tristemente famoso in occasione del rapimento di Moro. È diciamo, un punto d'inizio cruciale di quelli che sarebbero stati definiti gli anni di piombo, un periodo molto buio della nostra storia e che metteva conto ricordare.